grazie. Non è facile, combattere il polizia di tomba per quello che ti domandano un favore, c'è una settimana, c'è una misata. Certo, se avete bisogno di esposizione, ormai ci conosciamo. No, signora, non si sa mai. Fa segnare in tre banda. Tenetemi in considerazione, sarò a vostra completa disposizione e con piacere, perché è il lavoro, signori, è il lavoro. Sì. Giusto ora, all'ora della chiusura. Non si può chiudere in orario da sto cimitero, un coppo e poi gli sta tutto vada che arriva, ma... Tutti bacicati, Faccio tutte parole a memoria. Sapo, che bella fungia, Sapo, non era tuo momento, Sapo. Tutti dati mano, Sapo. Signora, scusi. Sapo. Signora, scusi. Capisco il momento del dolore, però sa malissimo. Chi è cavalli? Signor, sa vista a chiudere le cancelle, che già... sì, avevi ragione, 5 minuti precisi, 5 minuti. Perché sai, l'autobus arrivava in ritardo, ma scusate, 5 minuti. Non è la prima volta, signore. Sapo! Sì. Come ci dico, vai, in un momento di dolore come si può parlare? Chi è che vuole? Si vuole allontanare per favore, che voglio parlare solo con mio marito? Mi sarà chiudere per favore? Che se mi si caccia la legge sulla brava? Salvatore! Sapo, usai solo tu, c'è stato Sapo, nessuno. Oh, io non se non hanno accendiare per sparrugliare a fare cottiche fra di Iorte e poi a sera ora la chiusura rompono là. Ma chi è che siamo morire? Che pare solo come i pazzi, pare? Stesse modo, Salvatore! Sapo non era tuo momento, Sapo! Sapo, ma tu lo sai, io tutto per te sono, Sapo, per nessun altro, Sì, Sapo, sì. tutta di neuro. No, perché mi vedi vestito di rosso, Sapo. Ma io lutto porto ringia, porto lutto, Sapo. Che ringia là, un cuore, uno stomaco, una figola, una peusa, tutto bene. Sempre, tutta nera sono di dentro, Sapo. Da quando sei morto tu, mangio solo pasta con i euro dei zicci. E per secondo cozzolo i euro di Messina, non sto con euro, Sapo. Né tannicchia rigazzosa, né tannicchia magari nei bibiti, manco l'aranciata tocco, niente, vivo solo cose nere. Un chinotto, la Coca-Cola, ogni tanto mi bevo un bello tamarindo paruttari. No, magari un caffè nero, arabo, manca a scumazza ci faccio fare di sopra perché mi pare brutto che è bianca. Tutte queste cose le faccio per te, Sapo, perché io ci tengo, no? Poi la gente pensa che io sviso tu, non mi piace a me, no? Io ci tengo, per favore, no? Signora, scusi. I 5 minuti passati. Se mi saccamo la stauto, va. Signora. Avevi ragione. Lei ogni volta a chiusura perché a toppa qua. Ci voleva fare una domanda, dato che lei è addentro, no? Lei che vorrega, sborrega. No, signore, io sono il custode del cimitero. Vabbè, qualche osso l'ha visto per i peli, no? Comunque, accuzziamola. Mi dicesse una cosa, buono. Dica. Da tomba. Chi è libera? Che per lei? Io ci stai facendo una domanda, è libera? È libera. Ma mi dicesse una cosa, a occhio croci quando può costare? Signore, i tombi sono tutti che croci. Per l'occhio non le indisurire mai a tomba con l'occhio, che forse vuole dire lo spioncino che dovesse mettere in tappa. Quando tagliamo a motte in tappa, chi c'entra? Va, quando può costare? Salvatore! Dico,
Chi è per lei? Gustare, per mia. Chi è? Per qui è per me sarà la monaca, che siete che è per mia? Signora, è libera ma non si può vendere. Come è libero non si può vendere? Ma chi mi sta pigliando per fissa? È libero non si può vendere, è libero o non è libero? Signora, è libera per ramicare. Io voglio comprare una tomba. Ma signora, non tomba di tomba. Tomba di tomba, signora, questa è una tomba normale, misura standard. Mi ho reso l'idea. Ho capito, voglio stare vicino a mio marito. Se lei vuole più fozzachista, ma spostare a suo marito. Non capisci, io voglio stare vicino a mio marito, chi c'entra? Allora non mi faceva fare chi da non male doppia e mi ci cuccava in guardia a mio marito, scusi. Io voglio stare dal lato, gioco, non mi ci può mettere. Signora, ma spostare a suo marito, vuole capire, Ma che senza che mi spostare a mio marito? Perciò io voglio stare vicino a mio marito, perciò metto a me. Signora, questa misura standard è una piazza. A una piazza, per lei ci vuole come minimo una piazza in mezzo o addirittura matrimoniale che fosse più sicuro. Matrimoniale? Ma che accattare materazzi, scusi? Io voglio accattare la tomba. Signora, questo non può essere, va bene. Perché mi spostare a suo marito? Come ce legge? Che fosse, ma mio marito, ma io sono pronto a pagare qualsiasi cosa. Mi faccio magari un prestito con la gomba. Con la frendomestre che... Signora, bello chiaro, magari che lei si offende, capisco che non è il momento di dirci certe cose. Per lei sa fare apposta. Come sa fare apposta? Sì. E allora meno male uno satto e mi faccio fare apposta. Chi può dire? Signora, chi non fa legname? Perché non fa legname? Questo si chiama cappotteligno, vuole capire? Ma che mi sta volendo dire che io non c'è stato da India? Perché ci fossero dubbi, Ma cosa ne impazzire, sta pezzo da rezzecanuto, pensi che già ammazzato un casco, a me mi dice che non c'è stato, cosa che non fede vivo. A ringraziare a Dio che sono persona arrugata, perché se non cos'è che faceva, ti smontava pezzi, smontava. Cosa ne impazzire a me? Salvatore, sta sentendo? Salva! O sta sentendo che mi sta dicendo sono disgraziato? Aspetta, signore, vero? Ah, come? Infatti lei, cosa ne impazzire, a me mi sta dicendo che sogno muore, che signora sta passando. Chi muore, che signora sta? Signora, io ne ho parlato, va bene. Mi ha fatto delle domande e io ho risposto. Ma io ti scazzo tutta pelata, ti ammazzo. Penso di rappareggio che non si auto. Che io non ci vuole niente, sborro con mio marito, ti inficca di inizio a mio marito, magari che mi possa cazzare le da casa. Risgacciate questo punto, che ti spacco. Vieni qua, si c'è. Vi dice che su lei mi mette mano in corda, io chiamo i vigili, va bene? E chiamali vigili, ma chiamali, risgacciate questo, si chiamali. Cade il rumbo, questa cosa non sta. A cui chiami? A cui chiami, risgacciate. A me ti fica di inizio, ti faccio nuovo, ti faccio. Risgacciato, penso che sono già ammazzato un casco. Rappareggio. A cui chiami? Oltraggio a pubblico. Disgraziato, vieni qua, se hai un coraggio, disgraziato. Dammi sta passa. No, non deve segare mai più, non deve segare. Non deve segare, se mettere le mani in corda perché si chiamano subito avanti. E chiamali, padre, se hai un coraggio, chiamali sta passa, vai, questa passa, fammi venire che già mutano, dammi la passa. Me la sta passa, con gentilezza. Me la sta passa. Accelerato un maledetto, vieni qua, che se ti dico da sentire. Ringraziamo a Dio che sono una persona arrugata, perché io sono una persona arrugata, con un due sbiro, vieni qua, che sono arrugata, vieni qua, che ti si mondo, a ringraziare a Dio. Poi Dio a ringraziare a Dio perché la prossima volta ti ammazzo, ti scanno, ti scipatesta, ti scipatesta. La prossima volta non ci sarà, signore, perché stai chiamando avanti subito. Ancora pari? Sì, ancora la prossima volta come tu ti permetti, ti scippa la testa e mi metto picciondolo, canta a bozza, cretino, rappareggio che non si auto, su Casimula! Ah, sì! Buonasera, come sta là? Ça va bene, buonasera. Vi voglio far vedere, no, non è che sono mago, sono un pittore di altissimo livello professionista, guardate le opere d'arte che ho preparato, guarda, ancora gli devo dare l'ultimo tocco, guarda. Che cos'è questo qua, scusa, che cos'è? Sì, vabbè, che cos'è? Un po' di fantasia, dai, su, che cos'è? Ma che razza di pappagallo è? Non lo sa. Però guarda, basta che gli fischio, guarda. Carissimo, bonsoir. Se lo dobbiamo fare facciamolo bene, non è che noi qua siamo a perdere tempo qua, è che buonasera, salutiamolo tutti assieme, un bel ciao coreografico, su, via. Sentito simpatico, visto che saluta.
questo non è che ripete, questo risponde. Ah, saluta gli amici, saluta. Boh. Oh, ma pensate, oh, grazie. Pensate che noi abbiamo lavorato a Las Vegas, là ci salutavano, salutato all'americano, così, tipo Las Vegas, così con la mano. All'americana, hello, good morning, hello, yeah. Mister Giannone, guarda, gli facciamo un applauso potentissimo. No, ma dopo lui è simpaticissimo, ma sono animali intelligentissimi. Vieni agli amici miei, sono tutti amici qua. Diglielo agli amici. Si chiama Johnny. Quanti anni hai, Johnny? Quanti anni hai? Diglielo. 4 no, fai vedere quanti anni hai te? Quanti anni hai? 4 anni, cioè guarda. Carinissimo, ma è bravo in matematica. Se noi gli chiediamo cose semplici, però, per esempio, che ne so, una moltiplicazione 2 per 2, se te la senti, 2 per 2, 4, guarda, incredibile. O anche una divisione, 8 diviso 2, se te la senti, però 8 diviso 2, 8 diviso 2, 4, guarda. No, ma anche, che ne so, anche una sottrazione, 10 meno 6, 10 meno 6, 10 meno 6, per favore, 10 meno 6, 10 meno 6, non lo vuole dire, che si stanca, è stanco, riposati un po', che è stanco. È stanco. Oh, è sveglio, streghetta. Riposati un po', si riposa qua. Ma è simpaticissimo. E allora, comunque, adesso occhio vivo, perché adesso lui tenterà per la prima volta in televisione di leggere la mente umana. Incredibile. Guarda, qui vari animali, guarda, per esempio giraffa, scimmia, leone, cioè tutti diversi, elefante. Guarda, praticamente faccio vedere, non è che sono uguali, guarda, ok? Va bene? Ok? Guarda, ok? Bene. Alla signora bionda, stia comoda lì. Lei pensi un animale, oppure guarda, invece di pensare un animale, guarda, scusa, io faccio scorrere le carte così, lei quando preferisce mi dica stop, ok? Vado. Stop. Qua. Pensi l'animale, senza suggerire, Johnny non sta vedendo nulla, pensiamo tutti l'animale, attenzione, state pensando l'animale, perché lui adesso farà una cosa veramente, signora, ha visto l'animale, pensiamo, perché lui tenterà veramente di leggere la mente umana. Guarda, prima andrà in trance, questa è sua personale, guarda, Johnny, no, non vi spaventate perché non è da paura, por favore, lui è in trance, por favore. Che animale stanno pensando? Attenzione, mi sta suggerendo la pecora. Ha pensato la pecora? La pecora? Era la pecora? Ragazzi, allora salutiamo Mister Johnny. Il commesso Pizzo è desiderato al reparto informazioni. Il commesso Pizzo! Mio cugino che c'ha un problema, praticamente lui arrivano questi clienti al centro commerciale, ogni volta lui deve dare delle risposte, gli scrive tutte le domande che gli fanno, che sono veramente tutte cose strane. mi scrivo, tutte cose. Senti qua. Allora, cominciamo che sta settimana ho lavorato pure di domenica, quindi... Hai fatto orario continuato? Sì, straordinario di minchiate proprio. Senti qua che mi è successo, cominciamo col primo cliente. Ma nei DVD c'è lei! Sì, però solo un no primo tempo, perché nel secondo tempo già se un cliente ha cominciato a sparare fessai e me ne scappo, ma che bonito! Calma, Senti qua. Vai. Senta, lei mi deve aiutare. Ho un televisore che tutto un certo mi fa difetto, parla solo. Cioè, scusi, in che senso? Non capisco. Ma che ne so io? È spento, ma parla solo. Ma allora non ci vuole un tecnico, ci vuole l'esorcista, signora! Ma gli puoi dare questo consiglio? Senti qua. Vai. Santa, ho comprato il computer portabile, ma però ora mi rallenta. Mi sa che è ingolfato, che mi consiglia? Ci metti sta seconda e ripetta a sappo, perché... che c'è già? Senti... Bravo. Io ti sapevo dire che non ne faccio male la vita, senti qua. Ma questo TV c'ha il discorso direttamente con l'integrale? No, chi c'ha un discorso direttamente con i 5 cereali? Lei che fa? È bonussissimo, Dai, l'ultima e chiudiamo, Scusi. Questo è proprio... Scusi, lei è qui? No, sogna a casa, oggi mi buttava a travagliare, ma che bonino!
fora tutti lì buttati e aspetto solo quando va affacciati. San Valentino, domani è San Valentino, quindi come si preparerebbe la classica coppia catanese, no? Chi di tutta Bissatetti, tutti quelli perfettini, tutti quelli fighettini per intenderci, e chi di bello invece della Catania popolare che io preferisco. Partiamo dall'abbigliamento, il fighettino domani metterà il suo abitino blu, tinta su tinta, con la camicia blu, la camisa sbottonata fino a qua, con tutto il petto fuori depilato, a febbraio con freddo s'acciunza, i pantaloni fino a qua, senza cosette, che morirò freddo, però lui deve fare il macio, e la prima cosa che fa quando arriva al ristorante: cara, devo andare in bagno, e poi ho trovato nell'asciugamani elettrico che si picchia tutto il cavolo perché sa acquariare da nicchia, no? E poi lei invece cos'ha? Lei ha un tubino stretto stretto nero, i tacchi a spillo, i capelli piastrati, perché la donna prima di uscire di casa deve fare 2 ore prima la piastra, per duri, per piastrarsi i capelli che tu non puoi essere in bagno. Appena arrivando al locale c'è umidità di capelli, pum, ci spanzano come a baccalaro. Adesso la coppia bella, quella, la coppia della città popolare che io amo, lui pantaloni stretti, per intenderci Jonathan, che ci bloccano tutta la circolazione dello sangue, e diventa andare a farci viola per risparmiare la lampada anche a febbraio. Poi si mette il cappellino rosso, la camicia bianca, il giubbottino beige, le scarpe nere, i cosetti viola, andinta a faccia. Lei che cos'ha? Lei ha i suoi fusò, bella ida in carne, perché a noi siciliani piacciono i femmini in carne, diciamolo. Lei che cos'ha? I suoi bei fusò leopardati, le zeppe di 25 centimetri, la magliettina cutta fino a caga, perché a lui ci piace l'acquarume di fuori che si deve vedere. E poi cos'ha? I capelli piastrati neri e una striscia rossa d'arreri che ci fa: ah, oh, come stai? Oh? Dici buona, però il gatto potevi lasciare a casa, no? Questo... Lui la va a prendere a casa, la coppia fighettina. Allora lui che fa? Si presenta col suo bel vestitino e porta le rose rosse a lei e le rose bianche alla suocera. Signora mamma, le ho portato le rose bianche. Lui invece che cosa fa? Si presenta a casa e ci dice a sua suocera: oh, sa cammela, ti buttai una guandiera di cannola. Dice: per me che mi hai portato? Ci fa: a te ti ho portato i sanceli, così facciamo l'aperitivo. E queste se ne vanno al ristorante, arrivano al ristorante. Lei dice, la coppia fighettina dice, perché poi si chiamano con i vezzeggiativi, no? E ci fa: amo, prendo, lo fai portare il menù? Ma no, quello che desidera il tuo palato fine, quello che il tuo cuore vuole, noi ordineremo. L'altra coppia dice: dopo Gigi hai una fame, hai una fame, che ora io... Non ti preoccupare, ora ti faccio portare il menù. Dice: il menù? No, il menù. Si chiama menù? No, si chiama menù perché tu devi pigliare quello che costa più meno. Non c'è altro. No? Allora, dopo che hanno ordinato, cosa arriva? Arriva il piattino, sapete le solite cose, la pasta che è proprio una forchettata, lei tanto per mantenersi leggera. Appena Jonathan ci portano invece una bella cosa, una forchettata di pasta saga, fudda, dici: bello, puoi scendere e metterci il sale. Poi cosa c'è? Arriviamo quasi alla fine, lei sente l'odore, no? E la coppia figa: fai un odore, stasera sarai mio. Invece l'altra: matti che ciao, risavaggio che fai? Appena ti picchio da bullo stasera. Vabbè, è così, no? Poi se ne vanno a casa, belli tranquilli, si sdraiano sul lettino per fare le loro cose in tutta tranquillità, in tutta serenità, e lui le dedica una poesia. Se ti affacci fuori e guardi il mare e vedi una stella e una goccia ti solca il viso, sono le mie lacrime perché mi manchi. Lui: se mentre guardi il mare di San Giovanni Licuti, mentre una lavatrice ti passa davanti, e una goccia di acqua ti casca da faccia, c'è Sadini che sta chiudendo.
E per finire, a letto, lui che è magro della coppia fighetta, che al buio, sapete, no, aspetta, fammi passare, no, aspetta, amò, che fa, tesò, amò, che fa, cosa fa, tesò, no, aspetta, c'ho la tua rotula nella mia costola. L'altra coppia, idda spaparanzata bella andò a letto, che si piglia tutto il letto, mi sa da, e lui ci fa, oh, le lighielle, preparati che... Le lighielli, preparati che sto arrivando, spegni la luce, tu che è bello sicco con l'ossere fuori a bianco la lancellina, sabbia sopra, pum, Jonathan, chi c'è? A domani la luce che mi cascavo, ci fissi in goddo. Io non mi posso lamentare, perché uno che si lamenta è uno che prima stava meglio, io invece sono stato sempre lo stesso. Tutto è cominciato il giorno che sono nato, al reparto maternità. A tutti i bambini ci dicevano che carino, che bellino, che carino, che bellino, che carino, che bellino. E appena vettero a me mi dissero poverino. È stato come un marchio a fuoco. Da allora sono stato sempre povero. Eravamo così poveri, ma così poveri, che da bambino mi ricordo che non ho avuto mai il piacere di mangiare melugna, perché a notte si mangiavano i miei frati e i miei suori. Eravamo così poveri che da bambino sulla spiaggia vedevo gli altri bambini che facevano castelli di sabbia, io case popolari di sabbia. Eravamo così poveri e pieni di debiti che ci hanno fatto un pignoramento dei beni mobili e immobili. Mobili non ne trovarono, di immobili si buttarono a mio nonno paralizzato. Eravamo così poveri che mio nonno ogni domenica ci diceva: se fate i bravi vi porto a vedere mangiare un gelato. Eravamo così poveri che l'unica cena coi fiocchi che abbiamo fatto fu quando nevicò in Sicilia. Il pane lo vedevamo solo in fotografia, difatti le figurine panini le ha inventate mio padre. Ma poveri, oh bella madre. Certo che a uno conta disgrazia e buona rito, una cosa bella. Eravamo così poveri, ma così poveri che addirittura mi ricordo ancora neonato, nella culla ero così magro che appena mi scappava un peto lievitavo. E sono cresciuto così magro che quando mi tagliavo lo specchio per trovarmi ci stava menzuna. Mia sorella, più magra di me, una volta si agghiuttì una liva e pareva incinta. Eravamo così poveri che se ci facevamo un graffio ci poteva fare infezione, perché eravamo pure poveri di spirito. E se ci venivano influenze ne poteva passare sola, perché tutte le medicine si prendono prima o dopo i pasti, quindi a me casa mai. Mi ricordo mia madre, una santa donna. Intanto in famiglia eravamo 14, non usciva mai nessuno di casa per lasciare al lavoro in 13. Mia madre, santa donna, si chiamava la Spisa Domenica. Quando sono tutti chiusi non si può cattare niente. E per darci a mangiare se le inventava tutte. Bussava alla porta della signora accanto e diceva: signora, non è che si trova 2 cocci di pomodoro, non è che si trova 2 etti di spaghetti, non è che si trova un pochino di formaggio. Infatti la trasmissione porta a porta l'ha inventata mia mamma. Li sapeva tutto. Eravamo così poveri che San Francesco d'Assisi rispetto a noi era San Berlusconi d'Arcole. A proposito di Berlusconi, abbiamo inventato il partito dei poveri, che siccome a vedere gli altri che mangiano e a taliare riune ci vuole veramente forza, si chiama Forza Talia. Questo è il partito dei poveri. Ma vero però. Eravamo così poveri che addirittura mia madre, quando la mattina andava a scuola, si affacciava al balcone e mi diceva: e ricordati che alle 2 devi tornare perché si mangia, perché oggi non si mangia carne, non si mangia pasta, non si mangia pesce, non si mangia verdure, non si mangiano formaggi, non si mangiano salumi. L'unica cosa che c'era era l'amaro, mucca, poi non c'era più niente. Eravamo così poveri che addirittura avevamo, per avere la luce in casa, il contatore attaccato con la luce della scala. Per cui se c'era la biancheria accesa l'ascensore non funzionava.
Se c'era l'ascensore in movimento, la lavabinchieria manco si addumava. Allora il capocondominio ha fatto potenziare il contatore della scala e funzionano tutte le cose. Solo che durante la centrifuga i robbi invece di girare facevano acchiare sci. E chi scena che acchianava sopra l'ascensore ci girava la testa come una scimmia. Eravamo così poveri che a scuola tutti gli altri bambini ci dicevano dillo con parole tue, a me sempre dillo con parole povere. Ricordo l'ultimo tema che ha fatto, c'era scritto contenuto povero, forma miserabile. E allora un bel giorno il preside mi disse voglio conoscere i tuoi genitori, una di queste sere vengo a cena a casa vostra. Ma chi ci aveva mandato a mangiare? Molti. A quel punto quando venne il preside portò dei dolci alla mandorla e quella sera abbiamo mangiato solo i dolci che aveva portato il preside, che sicuramente ci rimase male perché quell'anno mi hanno abbocciato. L'anno dopo, dato che ero ripetente, abbiamo voluto ripetere l'esperienza. Ci stavo tormentando noi. Ci si prese, vuole venire a cena a casa nostra, visto volentieri. Appena ci va a dire a casa, tutti morti. E ora che ci va a dare a mangiare? Mio nonno ha scantato molto e come stavo io, che mi interessa a me. Mia nonna, sapendo che gallina vecchia fa buon brodo, se ne essere rosemare nel suo suoro. Mia madre, santa donna, ebbe l'idea. Avevamo da 12 anni un cane, Ferdinando. Un armalo, signora chissà quante volte ha mangiato cane, ci hanno detto che era coniglio, capretto, era cane. E gliel'abbiamo fatto agglassato, fine il rumore, c'era un profumo da casa che pareva proprio un ristorante di lusso. E quando bussò il preside, una tensione incredibile, finalmente gli apriamo e si presenta con una pianta, e stavolta dolce niente. Però noi futtiamo stesso, perché la pianta ci faceva insalata. Comincia questa cena che ebbe anche dei momenti terribili, perché arrivato a un certo punto il preside si affoga e grida porco cane. Aggiandiamo tutti, dice, ma come capivo che sta mangiando cane? Poi la cena arrivò finalmente verso la fine e gli abbiamo dato a mangiare l'insalata tipo mancia e ruto saziatini, perché era la pianta che aveva portato io. Fino a quando poi alla fine della cena il preside era così a suo agio che salutando mia madre ci disse bye bye. Mia madre non ci va a rispondere bau bau. Quando il preside se ne fu andato, il rientro nella stanza da pranzo è stato tragico. Che appena mia madre trasì nella stanza da pranzo e ha visto tutte le ossa di Ferdinando nei piatti, si mise a chianciare come una piccirina. Che impressione! Povero Ferdinando, povero cane! Tale quanto ossa! Se ci fosse ancora vivo Indro, si mangiasse tutte! Bravo Pietro, Allora, chi è lei e chi è questo Tascio? Io sono un manager e questo è il mio ballerino. Questo è un Quale grande ballerino, mi scusi? Lei è un Però Tenzi, fagli vedere. Ballerino troppo forte, noi facciamo Questo è di tutto. fortissimo. Noi facciamo di tutto. Feste, festini, matrimoni e No, lassatene. questo non è un telefono. posto dove lei si può pubblicizzare queste Devo cose. arretare, chiama no, me. no, siamo a posto, noi abbiamo artisti che vengono dai Sorelle Femmine, quindi dico... Allora, Così se capricci, cortesemente- così capricci. allora, che cosa fa lei? Allora, guardi che questo è un ballerino famosissimo. Sì. Lui ha anticipato l'arrivo della febbre del sabato Come ha sera. fatto? Mi pigliavo due aspirine venerdì. Fortissimo, fortissimo. E poi è agile, eh? Lui è bravissimo, la sua specialità sono le ruote. Ah, solo le ruote? E perché se trovo un sera che faccio cioccolata? Che schifo! No. Uno specialista. È fuori. Digli Questa la non chicca, so digli che la cosa- chicca. Feste, Allora- festine, matrimoni e No, se lei- lassatene. Tutte cose Se facciamo lei è noi. un ballerino, cortesemente si vede dai calzini, sembra una cosa... Guardi che questo... Queste sono cose Tascia, capito? Questo non lo devi fare perché così... Questo è abito di scena, Allora, no, mi dica. Allora, guardi che questo ha inventato un nuovo tipo di Del ballo. cielo, del cielo. Il ballo neomelodico. No, qua non si fa neomelodico, qua non Come si fa neomelodico. Come Se lei non c'ha ci piace il neomelodico, no, che c'è- no, Allora che faccia vedere cosa? qualche altra cosa. Ballo di gruppo? No, ballo di gruppo Facciamo- no, pure Tascio. Tipo facciamo- la bomba. Bomba? Sì, Tipo tipo che dà un movimento secchi, un movimento secchi. Sono vestito pari Maico. Così Guarda, ma non effettivamente sa c'è manco sì. cosa dice la canzone. Allora, no, se ci avete del funky, magari che il funky... Meglio come si mi sa funky? Ah, funky è buono, siamo messi.
Continuate a funky un po' sbagliare. Allora va bene? facciamo funky, Ti dai. piace funky? Faremo un pezzo di funky, visto pezzi di funky. E allora, signori, cominciamo con la coreografia. Cominciamo, No, cominciamo quando si accomincia, finisciamo quando si affinisce. No, non credo che si dica così. Non lo disturbi. E tutti appresso a me. Tutti dietro di me. E vabbè, siete a cuore. Io dico, No, nel senso... e tutti dietro. Pure lei. Pure Non si lei. dice tutti a... Vabbè, dai, Vabbè, cominciamo con la coreografia, tutti appresso Vai, a me. vai. Appresso a lui. All'ogni sincio, te non arrieri a naca. Annaco! E con i tempi musicali fa così, è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tap, tap, tombo, squat. Bravo Piero Dance! Bravo Piero Non ho Dance! mai visto nulla di più tascio a parte lui nella mia vita. voglio dire. Bravo Piero Dance! E allora cortesemente facciamolo con la musica. che Abbiamo forse la è meglio. musica, abbiamo questo pezzo Sì, di forse funk. con la musica migliora la Sì, cosa. però prima volevo dedicare questa canzone a mio zio Tano, ok. che purtroppo non ci può seguire perché ha la velleggiatura. Ma che Però, Ciao, te la zio. dedico. Vada con la Pezzo di funky in musica, maestro! Musica! Bravo Piero Dance! Dai, la macchina, piano, vai, una, Faccia sapere lei! Certe volte penso che disgrazia che mi è capitato giusto a mia. Poteva morire chiunque. Poteva morire magari Antonello, per esempio. Ah sì, ti tocchi, non funziona. Non funziona. Poi dopo che c'è a toccare oramai. Motta. Che bei momenti passati con quel disgraziato. Come penso che domani, signore, è San Valentino, mi vuota la vita e magari l'assistenza. Domani voglio annunciarlo. Lo posso dire, Cristiano? Senza nulla pretendere, ma domani ci sarà un momento di San Valentino con Cristiano. Ma che ne scemicatini? Domani faremo una scena sexy al lume di candela, non posso dire altro. Ci saranno anche fotografie di Cristiano Anura, non vi posso dire altro. Come? Vabbè. Muto che ci sono magari muto stati. L'unico uomo nudo che conoscevo io era il disgraziato di mio marito. L'unico che conoscevo era lui nudo, in già casa, fuori poi vabbè. Però era aggressivo, io mi ricordo mi vado a Turo Cagliaro, cioè, volevo ringraziare pubblicamente a Turo Cagliaro, che stasera si è messa una gara intera peraltro, che ne buttava la Calia a Giareri. Grazie Turi per la Calia, ce l'abbiamo saliata a tutti quanti noi la Calia. Ed una volta i primi maritati mi abbiavano letto, signora, suo marito l'abbiato mai in letto, guarda, si vede già una faccia, mi abbiavano letto, Messe Sandiena, con quella voce calda. Chi ha così giusta, signora? Sandiena, voglio fare l'amore. Mamma, io era carosida, mi pareva brutto, mi vergognavo queste cose. Addirittura così. Cioè, ma spiritimento un'altra cosa, chissà, mi dice Sandina un'altra parola, diciamo, facciamo un codice, no? Perché mi dice Sandina, bagniamo biscotto, ma sì che porco di prima, cretino, perciò ti dico come facciamo a bagniamo biscotto. Sandina, arriva una mamma ammellata, un'altra volta, va! Sandina, abbiamo casciolo, sì, ora a abbiamo cretino. Sandino, abbiamo la tenda, senti! Sandina, attacchiamo la lavatrice. Giacca, la lavatrice mi conottai io. Sandina, però c'abbiamo la centrifuga. E va bene, fai come vuoi, attacchiamo la lavatrice. Eravamo sempre con roba a lavare, Attacchiamo la lavatrice ogni minuto. Una settimana mi svendurai a dire Cittore. Stasera lasciamo perdere, che ognuno ha visto cose. Stasera lasciamo perdere, tu non già faccio, e tu recai, e tu ridà. Si ingazzavo. Una sera
che io avevo corici, sì. Tu ci si fa attaccare alla lavatrice, dici no che di quattro roba mi piace a mano, ma c'è di morire, guarda io i cose che sentire. Sì, amici miei, San Valentino, poi alla fine è come, io proprio parlavamo, che cosa parli? Ma sì, ma perché San Valentino alla fine è così, è come il primo appuntamento, no? San Valentino uno è, siamo fra di noi, o potete morire, chi a casa attuppate varichi, lo possiamo dire, siamo fra di noi. San Valentino, come il primo appuntamento, è la sagra della minchiata. La sagra, cioè noi siamo falsi per San Valentino. Sì, l'uomo che si prepara per nascere per San Valentino è talmente falso e contraffatto che su virino i cinesi ci abbattono in mano, bravo, ma è incredibile. C'è l'uomo che si prepara per nascere per San Valentino, si mette il profumo che ci regalarono nel 1975, ancora ce l'aveva incelofanato sul comodino, non l'ha usato mai. Solo che l'uomo sa come si mette il profumo. La donna lo sa, bastano 2 gocce sul polso, 2 gocce sul collo. L'uomo no. L'uomo so catafotte tutto, tecca ma in to cordo, su tascide, in tencinacchi, dappertutto. Si chiama profumo. Devo fare sciavolo, ma non puzza. E quindi l'uomo poi per San Valentino ne esce da casa che è talmente tanto chino di spirito che se si addumana una sigaretta piglia fuoco, esce da casa l'uomo per San Valentino. La prima tappa dell'uomo a San Valentino è in Tosciuraro. Il fioraio, questo sconosciuto. L'uomo, nella vita di un uomo il fioraio serve solo 3 volte. Quando ci accatti i ciure per il primo San Valentino, quando ti accatti i ciure per il matrimonio e quando ti accatti i ciure per il funerale, basta. Tant'è che l'uomo dentro ciurare non ci ha trasuto mai. I ciuri, no ciuraro. Incredibile. Arriva il ciuraro e dice, desidera. Mi dasse 10 euro di ciuri, tipo noccioline, no? C'è il fioraio, sì, ma che tipo? Che tipo? Tipo ciuri, chi petale, l'ave presente, insomma, s'accatta 6 ciuri e parte, arriva sotto casa della ragazza, stuta la macchina, ci fa uno squillo al telefonino alla ragazza e aspetta. 47-48 minuti, poi prima di telefonare al 118 ci manda un sms. Nell'sms c'è scritto ma a che punto sei? E la ragazza risponde sempre subito con un altro sms. A un c'è scritto, lo sapete, voi donne lo sapete, a un c'è scritto scendo subito, oppure sto scendendo. Ma da unni stai scendendo? Dell'Everest, da unni stai scendendo? Abita al primo piano, da unni stai scendendo? Come stai scendendo? A testa sotto per all'aria, come stai scendendo? Chi gomiti, tipo percorso di guerra, come stai scendendo? Avevi 50 minuti che ti aspetto in questa macchina, se passano altri 5 minuti me la considerano seconda casa e mi fanno pagare l'IMU. Ed è una cosa che ci vanta. Siamo felici di questa cosa, ma vogliamo capire, lei, come mai nel suo passato non è riuscito a fare questo lavoro del mafioso? Non lo capisco! Appena entri in un negozio e punto la prima, senti, minchia, scoppia a ridere, manco mi fa finire il concetto, perché? Che c'è? Sono il specco di sugo, come? Non riesco a Che capire cos'è? come lei non ci arriva. Che cos'è? Il modo di parlare. Come mio padre! Minchia, mi fai antipatia! Minchia, mi fai antipatia! Lascia stare, ieri torno a casa! Sì. C'era mia sorella 3 anni che giocava alla piccola salumiera! Che stava carino. affettando le dita a un ragazzo! Ma come le dita a un ragazzo? A un certo punto Ma cosa c'è da ridere? Attenti qua! A un certo punto fa! Che fa? Tagliavo le dita! Ce ne sono altre 2, le lascio
Il contatto. Ma vergogna! Ma vergogna! Perché mi stai dicendo vergogna? Vai, Perché mi dice vergogna? Non c'entra la punta che voleva figlio mio, mica per fa. Fa il giardino, la piantagione, l'erba, figlio mio, pensati tu, me l'ha detto in tempo. Meno male. Ho visto c'erano balze alte così, ho tagliato tutto, ho fatto un prato inglese. Ma come ha tagliato? E che hai fatto? Che cosa che ha fatto? L'hai buttata? Ma che ha buttato? Ho preso tutta l'erba e l'ho messa dentro 10 sacchi di erba. Sì. E poi di notte È andata a spacciare. l'ho buttata. Ma come l'ho buttata? Beh, fino alle 18 non si possono buttare le cose. Ma che c'entra? E che si è incazzato mio padre? Ma che cosa fa? Tony, dai, stai zitto, ma tu hai capito da poco? Questo è il figlio di un boss. Ma è figlio di un boss, questo è un cretino. Che cosa hai detto? Ma che mi dici cretino? Ma non lui solo mi dici raccontaci le cose. Fossi cretino, minchia! Dillo. La rapina di 2 settimane fa si incocciavano. Eravamo io, mio cugino, Roberto e Rosario. Tutti e 4 facenti parte della famiglia. La famiglia Fiore. La famiglia Fiore ha fatto la rapina. Ma questo è un cretino. Ma sei tu, piccino, ora ammazza. Ora devi morire, Tony. Franco il cannefice, lo scannatore che tu casa mangi cristiano da fuga. Lo chiamo e sei morto. Sei morto, matranga. Pronto? Ciao, Pronto? Pronto? Signora, c'è Franco? No. Ma come mi hai riconosciuto? Come mi hai riconosciuto? Chissà come mai. Con la voce, Chissà come E mi mai. dici, Franco, devi ammazzare Tony Matran. Oggi non puoi. Domani che appuntamenti hai domani? Domani c'ho la partita di calcetto che non gioco da 2 anni. Vabbè Franco, stai a casa. Questo domani muore d'infarto. Sei perso. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. In Italia è il paese unni tutti possono fare sempre un mistero l'altro, perché a noi sembra facile amministrare un paese, amministrare una città, amministrare l'Italia. Caruso, ma vi pare facile amministrare una città? Ma vi pare facile indoppare i scaffi, mettere vi pare facile fare i citombini indesciate per non camminare chi canotte? Vi pare facile? Ma vi sembra cosa da niente inaugurare un semaforo a Librino, carusi? Ma vi pare cosa da poco? È una cosa stancante. E intanto c'è gente che la mattina si dice, ma ora che faccio? Dice, siccome la chianga sta chiedendo male, la macelleria sta chiedendo male, mi canto da consigliere comunale. E lo fanno, a me è capitato, io sono entrato in macelleria dal mio caro macellaio di fiducia, appena trasisi, io sei buongiorno, come vuole la canni, tenera, c'è ammolava di cude, tenera, c'è la fazza, ammolava, senta, ma se tenera cammola, mi tagliavo sta fede di canni, mi ha battuto lo scontrino fiscale. Da un lato era scontrino fiscale, dall'altro lato era facsimile per la campagna elettorale. C'era io stampato comandale chi ne sangue, un capretto in mano, dice votami, canne tenera per tutta la vita. Ma come si fa? Dobbiamo stare attenti. Ora il nostro Presidente del Consiglio, Gentiloni, poveretto, dice che non è vero, dice che stia Gentiloni, che appena trasito il Consiglio, la prima cosa un ricoverano all'ospedale appena visti i catti, poverazzo. Dice non è vero che stiamo bene, italiani, perché noi facciamo troppi sprechi. E allora siccome c'è troppa spazzatura in giro e gittiamo troppa munnizia e facciamo troppa munnizia, vuol dire che stiamo bene. Perciò ora vi metto la tassa, l'IBS imposta beni sprecati e pagate su tutto quello che buttate. Perciò ora non potremo ittare più niente, signore, state attenti. Picchi l'ova, ve la da mangiare con tutti gli scocci. Avete capito? I figurini con tutti gli spini, e poi dopo allora si viri. Ad stare attenti, fumatori, attenzione, perché se la sigaretta è col filtro ve la da fumare fino al filtro, se è senza filtro ve la da succare che spimmola, ad stare attenti, perché ora camminano, attenzione, sulla metropolitana camminano un finanziere, un barrino e un controllore. Un controllore ti controlla.
Il finanziere ti fa la multa e il parrino ti confessa prima che ti ammazzano direttamente. Devi stare attento. Capisci? L'altro giorno una signora ci fece 20.000 euro di multa perché ci ha trovato un funno a bossa a 4 teste di mascolini. A nauto, ci adesso solo a scappa, ce lo vanno a scappa, ce lo vanno a cosetta e ci vistono una resca di triglia, misa, un funno. Dice Gentiloni, dato l'orario, un bastardo vi dà da mangiare con tutto il cionzo, non lo dovete buttare, dice, e prendete esempio da noi politici, dovete mangiare tutto senza lasciare niente, dice. Prendete esempio da noi politici, che abbiamo mangiato l'Italia senza lasciare niente. Voi potrete pensare, dice, chi sto è pazzo. E dal punto di vista scientifico, io sarei un pazzo, spostato, paranoico. Ma io sono pazzo, ma io lo saggio. Ma wow, c'è che aveva una serata che siete cacchio e vi pare che siete tanto buoni. Che bisogna fare? Usciamo, quale ne esce? Io a casa sogno preciso, quale uscì? A me mi si dia, ne esce a San Valentino, mi si dia, no, mi si dia, mi stai a casa, io non mi interessa. Ma quanto mi si ancora non ha fatto niente. Amore? Ma chi ci sta pigliando? Oggi è San Valentino. Ah, auguri amore, auguri San Valentino, auguri. Auguri e leggi, auguri. No, amore, non hai capito. Sono senza mutandine. Cominciamo con i spisi, io un accattonente. Non cominciamo con le spese, soldi non ce n'è, per favore. Ma com'è che non capisci niente? Io non le voglio comprate, io voglio scecate, amore, scecate. Me le fate il regalo? E io ti volevo comprare un paio di mutande, ma tu uscire sempre, e allora meglio continuare a catavo, risparmiamo questi soldi. Sei tirchio, manco un regalo per San Valentino, niente. Non possiamo spendere, soldi non ce n'è, non possiamo spendere niente, soldi non ne abbiamo. Lo so, infatti non paghiamo bollette, niente, tra poco ne tagliano tutto, casa, tutto, luce, telefono, tutto cose. E allora per recuperare qualche soldo, perché non ti vendi il cervello, almeno accanziamo qualche euro? No, amore, che me lo vendo a fare il mio cervello? Massimo, quanto possiamo prendere? 300 euro. Il tuo dobbiamo vendere. Minimo ce ne danno 8.000. Lo vedi? Lo ammetti ora che il mio cervello vale 8.000 euro e il tuo solo 300. Lo ammetti, è giusto? Lo ammetto, sì. Un mio è usato, tu no. E niente, è ancora imballato. Così. Non l'ho capita, ma appena capisci io mi incazzo, Non l'ho capita ancora, appena ci arrivo mi incazzo. Sei una cosa veramente inutile, Ma io scommetto che tu i soldi ce l'hai, da qualche parte ce l'hai. E che non li vuoi uscire tu, non li vuoi spendere manco per una rosa proprio. Secondo me tu stai con me solo perché mio nonno mi ha lasciato 20.000 euro, solo per questo. Tuo nonno ti ha lasciato 20.000 euro? Cioè tu hai 20.000 euro e io non ne so niente? E perché se ce l'hai ancora 20.000 euro? Perché tu non ne sai niente. È facilissima. Sei una cosa inutile. Scommetto che non ti ricordi nemmeno che fra una settimana è il nostro anniversario, 20 anni di matrimonio. Facciamo 20. Dai, facciamo pace, dai. No. Spegni le luci, abbassa le serrande, facciamo pace. Facciamo pace, abbassa le serrande. Ma che mi stai dicendo? Facciamo pace. Vuoi fare le cose poche? Abbassa le serrande, abbassa tutto, spegni la luce. Ma che mi stai dicendo? Che c'è il risveglio dei morti viventi? Oscuro? Abbassa le luci, però? una sorpresa. Abbassa le serrande al buio. Qui c'avevamo l'automatico, ne sapeva niente. Che mi fare vedere? Una sorpresa, cara mia. Quanto mi sono emozionata, finiamo la quarantena. Talia, che bello orologio fosforescente che mi hanno regalato, guarda qua. Ma che è l'orologio fosforescente? Ti piace? Inutile, adduma. Una cosa bellissima, mi hanno regalato una cosa meravigliosa. Sei inutile, sei una cosa inutile per San Valentino.
Valentino niente, per 20 anni di matrimonio niente, fra una settimana ricordatelo, una settimana e facciamo 20 anni. Non ti scappa niente, facciamo 20 anni di matrimonio, facciamo. 20 anni di matrimonio. 20 anni di matrimonio. 20 anni di matrimonio facciamo, 20 anni di matrimonio. Quindi ti stai commuovendo, allora non fai tanto schifo, solo poco. 20 anni di matrimonio, su assai, 20 anni di matrimonio. E lo so, 20 anni di litigi, 20 anni di amore, 20 anni di passione, no, Kidda non c'è stato mai, amore, però mi fa piacere che ti commuovi. 20 anni su 20 anni, amore, sì. 20 anni. Vabbè, ma non fare così, no? Alla fine è una cosa bella, ma perché? Perché ti stai commuovendo? Ti ricordi 20 anni fa, amore? Sì. 20 anni fa tuo padre mi disse: "Oh, sposi mia figlia o ti mando in galera". Vero, vero? E tu perché stai piangendo? Perché? Perché oggi io avessi nisciuto di galera, avessi Tia, ti mandasse in galera. Io sono Gianni. Sì, tu sei Gianni. Se questo è un attore, io sono Sean Connery. No, io sono Gianni. L'ho capito che sei Gianni. Ma Questo qua è fortissimo, questo qua è stata Uomini e Donne. Com'è finita? Con le donne tutto a posto, con gli uomini non c'era abituato. Una nuova esperienza. Quindi lei è omosessuale? No, io sono Gianni. Ho capito che... Ce l'ho detto Se prima. lei continua. Ce l'ho detto già. Guardi che questo ha sfondato al cinema. Ah sì, e com'è finita? Un bicchiere di fieno. Quindi lei è un senza patente? No, io sono Gianni. Con la patente, senza patente. Sempre Gianni, insomma. Sempre Gianni rimane. Però... Bravo! Allora, però lei sbaglia, la colpa è sua, lei deve stare più tranquilla, lei deve essere più clemente. E io sono clemente. E io sono Gianni. L'ho capito! Se continua... Basta questa cosa! Allora, senta, siccome il signor Gianni è un attore, noi lo dobbiamo mettere alla prova, lei ci deve dare una mano. Noi dobbiamo girare i Promessi Sposi. Io ci faccio il realo, Gianni. Che me ne frega? Allora, le do il suo copione, ecco, lei è Don Abbondio e tu sarai... Gianni. No, tu sarai bravo, va bene? Grazie. No, Bravo Gianni! Bravo Gianni! Bravo Gianni! È all'inizio, è emozionato. Ora, siamo noi due gli attori. Sì, lei dica la battuta. Io sono uno degli attori. E io sono Gianni. Non capito! Non ho capito. Sono ripeto. Vabbè, dai, a posto. Allora, questo matrimonio non sa da fare. Lo sapevo, c'ha pezzi di piccolo un realo. Bravo Gianni! Bravo Gianni! Until your love, how comes you only say, and I never know when I cross home, and I'm not my own home, and I'm trying to get into my mind, and you never know, and I believe in you, you don't know I'm feeling, I'm born to the one you made of me, a part of the place you gave to me, but never gonna find my own. Pensate che il cornuto è la figura più antica della storia del mondo, tanto che già il re, diciamo, quello che era il dio, diciamo, per eccellenza, quindi il padre degli dei, Zeus, ci faceva le corna a Giunone, a corneteava di tutte le maniere. Quindi il cornuto da secoli si presenta pressappoco così. Cuorna sta capa spietta a te, cuorna che smani e me vede, cuorna. Io mi chiamo Giovanni Cervone e non capisco perché ogni anno per Natale amici e parenti mi hanno a dire: Giovanni, ma perché non impari a suonare la cornamusa? Ora io con i 120 quanto siamo, per forza io me le insegnato. Siamo in salotto, ragioniere, 2 salatini, Silvana, 2 mandorle tostate, arrivata a me, Giovanni, un po' di popcorn. Ma chi vuoi dire? Al bar non ci spipiccicano parole a nudo, quando arriva la mattina io, i cornetti caldi che c'è il signor Cervone. Chi vuol dire? Nella mia comitiva a Natale da anni ci regaliamo tra amici, tra maschietti, i calendari con le donnine nude.
a chi hanno regalato la Barale, a chi la Bellucci, a chi la Ferilli. A me mi regalarono il calendario con Luisa pure a Boato. Ma chi può dire? Tutte all'età mia soffrono di chiede con gli occhi. Ci sono quelli che hanno la congiuntivite, ci sono quelli che sono presbiti. Una volta che ci vio un all'oculista mi disse i suoi sono problemi di pure i vostri. Ma chi può dire? Quanti modi ci sono in italiano e in siciliano di chiedere un parere? Ma tu che ne dici, che te ne pare, che te ne sembra? Quando mi domandano a me mi dicono Giovanni, sei cornotia. Non sei cornotia perché mia moglie è una femmina onesta. Certo, è stato un matrimonio cominciato strano perché tutte le coppie che si maritano ricevono servizi di piatta, servizi bicchiera, servizi caffè. Noi abbiamo ricevuto 37 cornici. Lei ride, volesse dire l'avesse ricevuto lei. Anche perché non ha case distanze 37 cornici si vede. Pure la cucina era tutta apparata. Ci si dice, ma dopo 3 mesi sposato hai trovato tuo compare sotto letto una stanza di letto. Vero, a Cristiano ci aveva caduto un roggio e stava ciccando. Ci si dice, ma tuo compare era nudo. Sapevamo proprio lazzare tutto sotto letto. Sì, ma c'era anche tua moglie e anche tua moglie era nuda. Sapevi aiutare a compare. A tutto c'è una spiegazione. Ma che ci facevano tua moglie e tuo compare in una stanza di letto? Vabbè, sono anche a cercare un pepino all'uovo. Allora tutti i femmine diventano troie. Ma quando vinni l'idraulico a tua casa, restò 4 ore chiuso in un bagno con tua moglie. Vero, che avevo chiesto che questo l'idraulico da Santa Femmina non aveva controllato. Che si dice, ma tua moglie aveva l'accappatoio. Una volta che chiesto a giusta doccia, io non l'aveva approvato. Ci va davanti all'idraulico l'ha approvare. Che chiesto la birra non è venuta fiera. Ci va. Ma perché quando l'idraulico se io anziché volere i pipiccioli la so idro 100 euro? Vabbè, sono anche a cercare un pepelone all'uovo, allora tutti i femmine diventano troie. Poi se ci mette pure mio figlio, io ho l'unico bambino italiano che si dice le preghiere la sera prima di addormentarsi. Signore, aiuta tanto la mia nonnina, 3 mesi fa. L'indomani mattina un maglione morta mia suocera. Ci si gioia molto potaleare alla televisione, che ti aveva fatta la nonna. Dopo un mese sulla scuola, Signore aiuta tanto il mio nonnino, domani mattina tu sto pure mia suocera. Ci si gioia, ma ti asciugare tutta la parentela. Monte potaleare, notte alta, sono sveglio, che lo bello suono. Perché? La settimana passata, sono nato i miei figli, non ci capito a ridere. Gli fa, Signore aiuta tanto il mio papà. Lei ride tutta la notte senza chiudere occhi. L'indomani mattina, un angiolino molto puttare in Roma Palazzo. Allora, San Valentino, oggi non si può non parlare di San Valentino e soprattutto non si può non parlare di San Valentino perché è, come tutte le ricorrenze, odiata dagli uomini. Ma non perché gli uomini non sono romantici, no, non è perché, c'è perché non se le ricordano le ricorrenze, hanno un'avversione, proprio ci viene un scungetto come sentono ricordare, come gli anniversari. E ancora di più, invece, è vero, che cala la testa. E la ragazza quella accanto? Non si sa. Benissimo, una mala serata prevedo stasera, sappilo per te. E il problema è che invece noi donne ce lo ricordiamo ed è questo che loro proprio non sopportano. Anche perché invece noi non sopportiamo perché, per esempio, se c'è una finale di Champions, i disruodono, si prenotano addirittura prima. Oh, fra chi dice c'è la finale, non ci sogno pennudo. Ah, tu mi stai dicendo che tu ti ricordi quando è la finale 15 giorni prima e non ti ricordi quando è il nostro anniversario?
E lui se ne esce così: amore, ma per me il nostro anniversario è ogni giorno. E io perché non me ne accorgo? Come? Per quale motivo? Non ho capito. E io ho capito perché l'uomo, che ha la memoria corta, si ricorda della finale di Champions, perché in televisione ci fanno un lavaggio del cervello, ogni 5 minuti si sente The Champions, e due partita, le partita. E allora ho pensato, ora faccio la stessa cosa con mio marito. Quindi, mentre per esempio siamo a tavola, una volta mentre ci stavamo piattando la pasta, per ricordare il nostro anniversario, ho cominciato a dire appunto come la canzone di prima: siamo la coppia più bella del mondo. E io, che cosa mi vuole dire? Uscire vedo, se ne va in panna perché non capeva, non ci arrivava. E allora mentre io si stava facendo a doccia, un'altra volta: noi due nel mondo e nell'anima e sotto a doccia. Ah, che cosa mi vuole dire? Sempre questa espressione che non si capisce mai. Poi sapete che di notte, no, vengono percepite ancora meglio le cose. Allora, mentre io arrunfava, di notte ci cantava sempre questa canzone: siamo la coppia più bella, noi due nel mondo, tutta la notte, una malanottata, la notte in bianco ho passato. L'indomani mattina gli ho detto: amore, hai dormito bene? Mi ha risposto: no, c'era una musca stanotte che mi ronzava, andava ricchi, una cosa che non si può capire. E allora loro si ricordano soltanto dell'anniversario, perché noi donne gli diciamo: ma tu lo sai che giorno è oggi? Gioco, a casa siamo, a cucchiare sta la mano la compassa e lo sapete subito. Il problema è che quando tu gli vai a dire che giorno è oggi, ormai a seconda associano questa cosa all'anniversario. Una volta sono andata da mio marito e gli ho detto: senti, che giorno è oggi? Auguri, amore! No, oggi sapete che giorno è? Auguri! No, oggi che giorno è? Lo so che giorno è. È il giorno del nostro anniversario, ma che ti pare che me lo sono dimenticato? Sì, era un mese fa, tu scudassi, certo tu scudassi. Ah, ma voglio sapere che giorno è oggi. Auguri! Che giorno è oggi? Sarà il tuo onomastico? No, oggi voglio sapere, è martedì, mercoledì. Auguri! È il tuo compleanno, ma perché ogni martedì faccio compleanno io? No! Auguri, amore! Oh, voglio sapere, è martedì o mercoledì? Perché? Ma tu parli se è martedì? Che anniversario è? Che fa? Che c'è di martedì? Niente, che sia martedì c'è la riunione del condominio. Semplice, solo questo. Niente. Mamma mia. Una cosa, è una lotta continua. Il romanticismo non esiste più. Anche per esempio le lettere d'amore che si scrivevano una volta. Ora non ci sono sms così. Allora io ho voluto scrivere una lettera d'amore a mio marito che vorrei condividere con voi. Anzi, se me la fate avere la lettera che ho scritto a mio marito, grazie. Monica, è la tua serata stasera, sì. E gli ho scritto queste parole: mio caro amato, con mani pieni di lacrime prendo la penna nelle mie mani e ti scrivo, perché da tanto tempo non mi hai più scritto, quando ancora l'altro giorno mi hai scritto che mi avresti scritto tu se non ti scrivevo io. Ieri mi ha scritto anche mio padre, scrive di averti scritto, ma tu non mi hai scritto una sola parola del fatto che lui ti ha scritto. Se tu mi avessi scritto almeno una sola parola sul fatto che mio padre ti ha scritto, io avrei scritto a mio padre che tu gli avresti voluto scrivere, ma che purtroppo non avresti avuto il tempo di scrivere, altrimenti gli avresti scritto. È una cosa benissima questo nostro scriverci, perché tu non hai scritto in risposta ad uno solo degli scritti che io ti ho scritto. Sarebbe diverso se tu non sapessi scrivere, perché allora io non ti scriverei affatto. Tu invece sai scrivere, però non scrivi io lo stesso quando io ti scrivo. Chiudo il mio scritto con la speranza che ora finalmente mi scriverai, altrimenti questo sarà l'ultimo scritto che io ti ho scritto. Se tu però anche questa volta non mi dovessi scrivere, scrivi almeno che non mi puoi scrivere affatto, così sono una sola per l'altro, perché lui mi ha scritto. Perdona, la mia brutta scrittura mi viene sempre il crampo dello scrivano. Quando scrivo a te naturalmente il crampo dello scrivano non verrà mai, perché tu non scrivi mai. Mi ho messo questa lettera nella tasca, dopo un po' mi arriva non una lettera ma un sms. Ho detto finalmente un tocco di romanticismo. Leggo e il suo messaggio era: gli ammaste tutto sto budello per dirmi chi che mi scudai o pane ora ho catto, ma basta. Cioè noi siciliani siamo una razza meravigliosa e anche tutti noi che esercitiamo questa capacità di far sorridere, far ridere la gente, e cioè è magnifico. E noi siciliani abbiamo veramente una grande capacità. Tutto ciò che è accaduto in altre parti d'Italia adesso è arrivato dalle nostre parti. Noi ci stiamo scrollando di dosso quella forma di provincialismo, quella forma di subordinazione. La nostra vita racconta
più di quanto possano raccontare le tavole di un palcoscenico. Io, per esempio, quando vado in teatro e racconto delle cose, racconto frammenti della mia vita, perché la vita si esorcizza da sola e diventa ironia, diventa comicità, diventa paradosso, perché quando la vita diventa paradossale è comica. Vi faccio un esempio pratico. Io, per esempio, mi ricordo che quando ero bambino, io quando sono nato, cioè un tempo nelle famiglie, cioè subito dopo, io sono del 56, non vi fate conto, io ho 60 anni, va, ne a fare 61, che direi stanno facendo i conti. L'affare. E allora, quando si nasceva un tempo nelle famiglie siciliane, palermitane, cioè i primi tempi, cioè le cose erano scritte. C'è un piccino che nasceva, dormiva in un menso, tra il padre e la madre. Cioè io era sempre santulato, signora mia. Cioè, io ancora da allora io sono arretrato. Ancora un pomeriggio io sono fatto la pennichella perché a recuperare chi di tanno, cioè io sono un uomo finito. Poi mi hanno promosso, signora, sono passato di grado e mi accattarono un mobile letto. È vero? C'è una signora che insomma si ricorda come me. Il mobile letto, c'era un mobile che si rapieva, c'era sopra la libreria e sul mobile che la sera si rapieva. E la misero, nel mio caso, nella mia famiglia, ciò che vi sto raccontando è un fatto vero, E la misero i miei genitori nella stanza degli armadi. Stanza degli armadi, picciotti miei, stanza. Era 1,80 per 2,20. Sì, cioè quello era tutto il mio mondo. Ti pare che io venga così, mi sono adattato alle proporzioni. Ora, ogni volta che mi veniva la fiebre, picciottiello, dove veniva l'influenza, io vedevo gli indiani sopra l'armadio. Cioè tra l'armadio e il tetto c'erano 20 centimetri. Quello era il periodo in cui, diciamo, sia al cinema che nelle televisioni era il periodo dei western, no? John Wayne, tutte queste cose. E io appena mi veniva la fiebre, superava 38,5, io immediatamente vedevo gli indiani sopra l'armadio. Mamma, guarda, ci sono gli indiani, mamma, ci sono gli indiani. No, figlio mio. Non ci sono gli indiani. No, mamma, guarda, li vedo gli indiani, ci sono gli indiani. No, figlio mio, non ci sono gli indiani. No, mamma, li guarda. Arrivava mio padre. Che sta succedendo? Tuo figlio vede gli indiani sopra l'armadio. Guarda, papà, ci sono gli indiani sopra l'armadio. Non ci sono gli indiani. No, guarda, papà, ci sono gli indiani sopra. Non ci sono gli indiani. No, guarda, papà, ma poi gli indiani quanto sono? 10 centimetri. A che non danno capappiere? I cavalli non ce la mettere. Se cavalli quanto possono essere? Una 10. 10 gli indiani, 10 i cavalli. Da sopra è 20. Se indiani più un anno. 5 centimetri di più mi ci può mettere. Un fanno 25. A Reccia non si ragliate e un po' non scendere.